prima serie 100 farfalla femminili. Siamo alla prima corsia, i colori sono quelli del Team Veneto, per lei già campionessa assoluta in carriera nello stile libero, nazionale maggiore, la più recente, i mondiali di Budapest 2K17, Alice Mizau. Corsia numero 2, in passato già nazionale giovanile, campionessa giovanile, Veronica Lucchese, nottoli nuoto. Terza corsia, rientra in vasca dopo i 100 d'orso per il Team Veneto, campionessa assoluta dei misti e già medagliata agli Euro Junior, Ilaria Cusinato. Corsia numero 4, campionessa europea giovanile, finalista giovanile, sempre mondiale e olimpica, più volte medagliata agli assoluti di Riccione nella farfalla, Claudia Tarzia, Centro Sportivo Esercito. Corsia numero 5, la più giovane, classe 02, campionessa giovanile, finalista agli Euro Junior di Netanya nei 50 farfalla, Karen Asprissi. Sesta corsia per le Fiamme Oro Roma, anche per lei nazionale maggiore, erano gli europei di Berlino 2K14, anche i mondiali di corta di Doha, Giada Galizzi. Corsia 7, atleta di casa del Team Veneto, 2 medaglie d'argento ai criteri tra farfalla e stile, Alessandra Gnoato. E in 8 la ritroviamo medagliata nei misti e nel dorso ai giovanili, Andrea Ambra Pescio De Hacker. E dunque in vasca con questa super prima serie, Mizau, Cusinato e Galizzi in 1-3-6, ma le specialiste proprio della farfalla veloce al centro della vasca, la Tarzia alla 4 e Karen Asprissi in quinta. Di Claudia Tarzia abbiamo detto vincitrice degli europei giovanili e finalista ai mondiali e olimpiadi. Siamo ai 50 metri, Claudia Tarzia 28 e 22 davanti a Giada Galizzi e Alessandra Gnoato che ci prova in terza posizione al passaggio. Record del meeting 1:1:40 di Sofia Jurasek, decisamente alla portata soprattutto per Claudia Tarzia che prova a scappare nel finale. Attenzione anche al rientro della Cusinato, ottima farfallista, più sulla distanza dei 200 ma anche sui 100 sorpassa la Tarzia, o meglio affiancate queste atlete. Siamo al tocco della piastra, 60 e 63, 60 e 65, quindi soli 2 centesimi a dividere queste atlete.